Domenica 15 febbraio registriamo la seconda sconfitta dopo la prima batosta della settimana scorsa. È una sconfitta di misura, ma quello che abbiamo visto in campo ci deve preoccupare più del risultato. Le soluzioni lasciamoli agli addetti ai lavori, ma bisogna assolutamente recuperare la lucidità e la convinzione che ci aveva fatto diventare una delle grandi. Dirige l'incontro il signor Grigio, assistito dai signori Lavino e Marconi. Comincia il primo tempo, batte il Santa Lucia. Dopo una prima fase di studio c'è la prima azione del Bevilacqua. Pavan tira per Alberti che la tocca per Faccioli, che la mette per Pavan, che fa un tiro che finisce a lato. Reazione Santa Lucia, Fiero conquista palla, da fondo campo centra per Porcelli che la mette sopra la traversa. Rimessa di Arduini per la testa di Soave, Mantovani para a terra. Lunga rimessa di Peritore, tocco di Nardi di testa, Ziviani la mette per Soave che tenta un passaggio per Porcelli ma Mantovani anticipa. Ed è ancora Santa Lucia, Nardi per Pasini che si invola, la mette per Fiero, poi un paio di scambi, questo tiro fiacco di Pasini che finisce a lato. Passaggio per Ziviani che lancia Porcelli, arriva a fondo campo, dalla sinistra del campo fa un cross, la difesa respinge e l'azione sfuma. Abbiamo fatto diverse azioni ma il Bevilacqua a rendersi pericoloso, Thompson recupera palla e si lancia, fa questo tiro che sfiora la traversa. E ci riproviamo con questo lungo lancio di Arduini, Soave controlla e la mette per Fiero che lancia per Ziviani. È ben controllato, Mantovani raccoglie. Adesso è Thompson che la mette per Zocco che scambia con Faccioni che tira, Peritore devia, poi Guglielmetti la spara su Peritore ma l'arbitro fischia. Lungo lancio di Salvagno per Soave che controlla, poi scambia con Fiero e la mette per Nardi che colpisce male, il suo tiro è a lato. Rimessa di Peritore, Pasini allunga per Soave che la mette per Ziviani che dalla destra del campo cerca la porta ma il suo tiro è fuori misura. Ed ora è Guglielmetti che la mette per Faccioli che si lancia verso la porta, fa un traversone che esce a fondo campo. Attacco del Santa Lucia, Fiero la mette per Porcelli che è strattonato da un difensore, le immagini sono queste, l'arbitro non convalida, non fischia la simulazione. Azione caotica in cui Viola la spara su un difensore, sembra che la tocchi con un braccio, poi sul proseguo c'è questa altra toccata di mano, si vede chiaramente la deviazione ma l'arbitro non fischia. E adesso è Alberti che la mette per Pavan, si invola verso la porta e arriva al tiro, Peritore raccoglie a terra. Discesa di Guglielmetti affrontato da Ambrosio e tiro, colpo di testa di Alberti verso Garavello che cade sulla palla, probabilmente l'arbitro ha visto un tocco di mano perché anche se Garavello la mette dentro l'arbitro annulla il gol. Il tempo si chiude su questa punizione del Bevilacqua, poi sulla rimessa del nostro portiere l'arbitro fischia e manda tutti negli spogliatoi. Comincia il secondo tempo, batte il Bevilacqua. Cominciamo attaccando con questa discesa di Viola lanciato da Soave, la mette per Porcelli che si vola al momento del tiro, la palla esce. Lungo lancio per Alberti
che si libera di Arduini, la mette per Caravello che appoggia a Guglielmetti, gran cannonata, Peritore respinge. Rimessa di Pasini per Nardi che centra, Pisoccoli travolge Riva, per l'arbitro tutto bene. Discesa di Fiero e passaggio per Ziviani che si lancia a due difensori davanti, viene prima ribattuto e poi abbattuto. Adesso è Pavan che affronta Nardi, si prepara il tiro, gran cannonata, si infrange sul palo alla sinistra di Peritore. Sostituzione nel Santa Lucia, entrano Pulbere e Prota, escono Ambrosio e Ziviani. E ancora un lungo lancio in avanti per Alberti che si scontra col Peritore, qualche discussione con l'arbitro, poi la partita riprende. Sostituzione anche per il Bevilacqua e ancora sostituzione per il Santa Lucia, entra Belfanti sostituito da Porcelli e poco dopo entra anche Riva. Azione del Bevilacqua, Faccioni per Guglielmetti, la mette per Alberti, Prota anticipa, poi Peritore toglie la palla dai piedi di Guglielmetti. Bella azione del Santa Lucia con dei bei scambi fra i giocatori, ma manca la lucidità e l'azione si conclude con questo rinvio della difesa che vanifica la nostra azione. Ancora Santa Lucia, scambio Nardi-Prota che la mette per Soave, ma Pavan anticipa e mette fuori. Tiro di Nardi intercettato da Faccioli, servizio per Guglielmetti che lancia Thompson che punta all'area contrastato da Viola ma scambia sul sinistro e insacca. Alla ripresa c'è questa rimessa laterale di Belfanti che scambia con Nardi e poi spara verso la porta, nessun problema per Mantovani. Il Santa Lucia continua a provarci, Soave per Riva che si invola e la mette per Belfanti, cross per Soave ma c'è fuori gioco e l'arbitro fischia. Rimessa di Peritore per Arduini che con questo lungo lancio cerca Soave, si scontra con il portiere, la palla esce sul fondo. Nardi per Arduini e lancio verso il centro dell'area, Pulvere la sfiora e Pavan la respinge sulla linea alzandola, Belfanti recupera e la spara sulla schiena di Faccioni. Abbiamo continuato ad attaccare fino alla fine, senza risultato, le nostre azioni sono state sempre deboli e poco invasive, poi con questa rimessa di Mantovani l'arbitro fischia e chiude la partita.